La vacanza a cavallo è un viaggio, un vero e proprio viaggio che si fa attraverso dei punti che possono essere di valore storico, di valore culturale, enogastronomico, anche a livello religioso. Invece di partire con la macchina e andare a vedere il punto dove hanno fatto la guerra, di passare veramente dove passavano i soldati, dove passava il santo e dove si mangia prodotti tipici. Si può partire dai 2 giorni, 3 giorni e si può andare alle 2 settimane. L'amore per le vacanze. Quando noi andiamo in vacanza dobbiamo essere felici di essere in quel momento lì e sapere dove andiamo, essere felici di dove si va, avere l'entusiasmo del percorso fatto con il cavallo e quello che andiamo a vedere. Amore per il viaggio e amore per il cavallo, è una sinergia, si va assieme. Lui si fida quando sei in sella, però te devi guidarlo in maniera di non portarlo nei pericoli, devi salvaguardarlo e soprattutto devi vedere il momento che ti va in sofferenza. Un viaggio che ho nel cuore è stato il Cammino di Sant'Antonio. Siamo partiti da Laverna, che è in provincia di Arezzo, via via siamo arrivati a Padova. In 15 giorni siamo arrivati al Santo di Padova. Eravamo emozionati, eravamo veramente commossi. Un altro bel giro che abbiamo fatto il coast to coast dell'Italia. Siamo partiti con i piedi del cavallo sull'Adriatico e siamo arrivati sul Tirreno, tutto a cavallo. È stata una cosa splendida. Il prossimo viaggio è un viaggio lungo, 24 giorni a cavallo, sono quasi 700 km. Santiago di Compostela. Prova anche tu l'emozione del cavallo. Cerca il circolo FISE più vicino a te per vivere un'esperienza unica.